voto è sicuramente un effetto dell'insoddisfazione della popolazione nei confronti delle politiche europee adottate fino ad oggi, che hanno dimostrato di non tutelare le politiche economiche, la valorizzazione dei territori a discapito dell'export cinese e straniero, e la gestione dell'immigrazione è solo uno degli effetti negativi della gestione europea dei grossi problemi politici mondiali. Quello che penso di questo referendum è che comunque alla fine ci sarà un problema innanzitutto economico, sia a svantaggio della Gran Bretagna, che è entrata nell'Unione Europea volutamente per poter aumentare i traffici commerciali, ma anche per l'Unione Europea, che è il primo partner appunto della Gran Bretagna per quanto riguarda i commerci. Io vedo questa operazione che è successa ieri una vittoria per gli euroscettici, è una vittoria per un'Europa unita che alla fine non funziona. I dati sono quelli e vedremo come andrà, perché l'uscita dall'euro a quanto pare non è stata neanche definita in nessun documento, quindi sarà un grosso problema e vedremo alla fine chi avrà ragione solamente col tempo. L'insoddisfazione ha portato inevitabilmente al paese che era più autonomo rispetto a tutti gli altri paesi europei, quindi più libero di poter effettuare una scelta del genere, ad essere semplicemente il primo a allontanarsi. Il rischio effettivamente sarà quello che altri paesi forti come la Francia, forti come la Germania, possono seguire questo andamento. Poi ci sarà anche un problema riguardo alle frontiere, in quanto appunto la Gran Bretagna, uscendo dall'Unione Europea, non garantirà più appunto l'accesso alle frontiere, e quindi sarà ancora di più aumentato il problema dell'immigrazione.